Buongiorno a tutti i presenti in sala e a tutti quelli che sono collegati anche online a questo nuovo appuntamento dei pomeriggi orticoli, tradizionale appuntamento dell'ERSA, che ormai ha una tradizione consolidata e che ha anche una piccola novità, nel senso che fino adesso i pomeriggi orticoli sono stati una, una delle materie che seguiva il nostro ormai pensionato tecnico Costantino Cattivello. Da quest'anno si gode del meritato riposo e quindi teniamo, insomma, manteniamo il format con i nuovi tecnici che ci sono e che prendono insomma il posto, porteranno avanti tutte le attività nel campo dell'orticoltura anche per ERSA nel senso della ricerca e sperimentazione in campo. Ecco. Ecco, quindi anche oggi verranno presentati i risultati delle Ciao, per sperimentazioni voi dell'ultima collegati, annata. Ecco. sentite quello, vedete Tre anche il distinzioni testo. da fare. Ci sono le sperimentazioni che vengono svolte direttamente da ERSA, quindi con propri mezzi tecnici, fondi e quant'altro, e ci sono poi i progetti che sono svolti o con fondi ministeriali o con fondi regionali, insomma. Comunque quello che accomuna tutte queste attività è sempre la collaborazione con qualcuno del settore, che siano o associazioni, che siano singole aziende. Tutte le sperimentazioni che facciamo, le facciamo sempre in collaborazione con perlomeno qualche azienda. Ecco, questa garanzia, insomma, di quello che proviamo poi viene anche testato effettivamente sul campo. Ecco. Prima parte, quindi i primi interventi, le sperimentazioni ERSA verteranno su patata, cavolfiore, fagiolo borlotto, lattuga e fava di sauris. Sono sia alcune prove sperimentali che prove di confronto varietale. C'è anche una parte di conservazione, insomma, del materiale, come anche nel caso della fava di sauris, che da anni che insomma stiamo portando avanti. E avremo come relatori Valentina Caccitti, Federico Capone e Raffaela Petris. Poi il punto successivo invece riguarderà il progetto Sorbiotrap, un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole in cui come partner c'è l'AIAB e che riguarda l'utilizzo della pacciamatura vegetale per il trapianto delle culture orticole. Ecco, utilizziamo un macchinario particolare, insomma, con delle caratteristiche innovative, quindi intendiamo valutare come possa andare, come possa adattarsi eventualmente ai nostri areali. L'ultima parte sarà quella dei progetti SISAR. I progetti SISAR sono progetti che finanzia la regione in cui ci sono dei soggetti partner tipo associazioni, consorzi, insomma tutta una serie di soggetti erogatori così definiti. In questo caso andremo ad illustrare i risultati di alcune prove dimostrative sulla coltivazione della cipolla, fatte in collaborazione con la Copropa, che quindi magari possono dare degli spunti anche per la differenziazione culturale. E avremo come relatore Alberto Lombardo, ha collaborato anche Renato Danieli su questa presentazione. E l'ultimo intervento invece riguarderà il prove sulla zucca, questa è svolta invece in collaborazione con AIAB, relatore Michael Centa, con la collaborazione di Andrea Giubilato. Ecco, termineremo poi la giornata con una panoramica invece su problematiche più fitosanitarie, quindi organismi nocivi da quarantena che si stanno affacciando o sono anche già arrivati nella nostra regione. Sono sempre parassiti particolarmente dannosi, da tenere particolarmente sotto attenzione, quindi come spesso facciamo, insomma, faremo un cenno anche a questi in modo che siano eventualmente già conosciuti o ci possa essere un occhio particolare per situazioni insomma, che poi vanno segnalate al servizio fitosanitario per prendere provvedimenti dovuti. Bene, io ringrazio preventivamente i relatori e lascio la parola per i primi interventi. Grazie a tutti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono Petris Raffaela del Servizio Fitosanitario Chimico Ricerca e Sperimentazione sono Petris Raffaela, tecnico del Servizio Fitosanitario Sperimentazione e Ricerca dell'ERSA e vi presenterò le prove effettuate da ERSA sulla coltura di patata. In particolare quest'anno i focus di ERSA sono sulle prove varietali, una tradizione di ERSA che si porta avanti da numerosi anni, delle prove di strategie per il contenimento del danno da elateridi, che verrà relazionata dalla mia collega Caciti Valentina, e ricordiamo anche le attività di assistenza tecnica che svolge ERSA insieme alla Copropa di produzione dei bollettini di difesa integrata e la promozione dell'assistenza tecnica con incontri tecnici divulgativi nell'ambito della programmazione SISSAR. Le prove varietali di patata nel 2025 si sono svolte in due areali, un areale montano a Cavazzo e in pianura a Ovoledo. Anche quest'anno abbiamo avuto numerose varietà in test, in particolare sono state 48 diverse varietà fornite da diverse ditte produttrici. Abbiamo avuto alcune varietà, 4 varietà con buccia colorata in prova e una particolarità fornita dal CREA che ha anche una pasta rosata. Sono state inoltre testate 6 varietà a pasta bianca, tra cui anche una varietà in sigla. Le principali problematiche sulla coltura di patata, anche nelle nostre prove, sono un po' quelle trasversali che ritroviamo un po' in tutte le aziende agricole produttrici di patate. Quest'anno è stato un anno particolarmente favorevole per la peronospora. Particolarmente impattante è stata la gestione della dorifora, che ha veramente fatto numerosi cicli, e nelle nostre prove, come vedremo, il ferretto non è stato un problema così rilevante, ma molte aziende combattono ogni anno contro questi insetti. Anche l'altra problematica emergente sulla patata sono i danni dovuti da cipero e fortunatamente nei nostri campi prova quest'anno abbiamo avuto poco danno dovuto a questa malerba. Un'altra problematica che ultimamente nella coltura di patate si sta riscontrando sono le fisiopatie dovute ai rialzi termici a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Infatti ricordiamo come temperature sopra i 30 gradi comportino l'arresto della crescita della pianta. Inoltre temperature elevate del suolo riducono o ostacolano la tuberogenesi. La prova in pianura si è svolta presso l'azienda agricola di Brussa Silvano e in un terreno francolimoso, debolmente basico, con un contenuto di carbonio organico medio. La gestione della prova ha previsto la semina dei tuberi interi ad aprile, il 10 aprile, e la raccolta il 12 agosto. La gestione agronomica è stata a cura dell'azienda ospitante e aveva previsto un'irrigazione tramite manichetta che per motivi non dipendenti né dall'azienda né da ERSA non è stata potuta essere effettuata.
per cui anche il nostro piano di concimazione e di irrigazione è stato un po' compromesso, in particolare la seconda concimazione in copertura non è stato possibile effettuarla. Quindi possiamo dire che questa gestione della prova di Ovoledo possiamo considerarla una gestione un po' low input. Infatti abbiamo fatto solo un'irrigazione di soccorso, non il 1° giugno, ma attorno al 10 giugno. Come dicevo, abbiamo fatto 4 trattamenti per contenere la dorifera e 6 trattamenti consistemici per contenere la peronospora. Qui Scusi, vediamo una carrellata delle prove varietali, delle varietà in prova a Ovoledo. In particolare a Ovoledo avevamo 31 varietà con 3 repliche randomizzate e 11 varietà in osservazione in replica singola. L'unità sperimentale è una parcella da 3 file con la distanza fra le piante di 0,80 per 0,28. I rilievi sono stati effettuati sulla fila centrale. Ho fatto una piccola carrellata dell'andamento meteo negli ultimi 4 anni per dare un'idea come ormai temperature sopra i 30 gradi da giugno a luglio sono diventati la norma. In particolare quest'anno la peculiarità è stata una delle temperature elevate a giugno con scarse precipitazioni, mentre abbiamo assistito a un luglio più fresco con una serie di precipitazioni, con 11 giorni di precipitazioni che hanno raggiunto i 210 mm. Come dicevo, l'osservatorio ARPA ha fatto un po' il punto su questo giugno 2025 e vediamo sulla cartina di destra dove il viola, i colori più intensi di viola indicano quanto la temperatura, le precipitazioni sono state minori rispetto al trentennio di riferimento. Scusi l'interruzione, ecco qui l'andamento stagionale della prova sui dati meteo della stazione più vicina di San Vito al Tagliamento. Come dicevo, abbiamo avuto sì un giugno caldo, ma poi un luglio piovoso, ma anche dopo la semina abbiamo avuto diversi eventi importanti a maggio di precipitazioni. Infatti qui vediamo il 16 maggio il terreno ancora ben allagato e gli effetti del innalzamento della temperatura a giugno con temperature che si sono attestate sopra i 30 gradi. Il 18 luglio, in collaborazione con la Copropa, abbiamo fatto una visita in campo al campo varietale di Ovoledo, dove abbiamo avuto una discreta partecipazione. Adesso vi vado a presentare i dati produttivi. Innanzitutto qui è riportata la produzione commerciale divisa fra prima qualità, fiorone e tondello. Il fiorone sono le patate sovradimensionate, mentre il tondello sono le patate sotto calibro. Sono stati messi nel grafico tutte le varietà in prove. Quelle che hanno le letterine sono le varietà replicate in 3 volte a cui è stata performata l'analisi statistica della varianza e il test statistico di Fisher sulle medie. Vediamo appunto che la varietà 644 15 11 ha avuto la migliore, le letterine riguardano la produzione di prima qualità e vediamo come la prima
la produzione più alta è stata della varietà 644 15 11, che ha prodotto 431 quintali di prima scelta e 460 quintali di prodotto commerciale. Mentre la peggiore è stata Monza con 150 quintali. Su Monza, per motivi non ascrivibili alla nostra volontà, il tuberoseme che ci è arrivato era molto piccolo di calibro. Questo potrebbe aver influito sulla vitalità un po' delle performance della varietà. La media del prodotto di prima qualità è stata di 249 quintali e vediamo che solo Morisa ha presentato una quota abbastanza rilevante di fiorone, in quanto è una varietà che produce delle patate abbastanza grosse. Qui invece è presentata la produzione complessiva della prova. In grigio tratteggiato e quantificato tutto lo scarto raccolto durante ed è stato elaborato. Vediamo che abbiamo comunque avuto picchi di fino a 700 quintali ettari di produzione totale, e quindi c'è margine per queste varietà anche di crescere e dare risultati produttivi migliori, forse attraverso una gestione un po' più spinta. In particolare nello scarto vediamo che c'è una quantità di prodotto deforme abbastanza importante, che arriva fino a un 33% sul peso, che corrisponde in questo caso a 185 quintali ettaro. Questo scarto probabilmente è dovuto alle temperature un po' anomale di giugno, questo rialzo termico che probabilmente in alcune varietà è andato si è avuto nel periodo sensibile della tuberogenesi. Mentre il prodotto forato è risultato nella media della prova di Ovoledo, si è attestato attorno al 9%, con un massimo del 23% di cordula. E interessante perché la varietà Kern, vedremo che sia a Ovoledo che a Cavazzo, sembra non essere appetita dagli elateridi. La seconda prova invece si è svolta in montagna a Cavazzo presso l'azienda agricola di Rossi Lodovico. Il terreno era franco-limoso con una quota del 14% di scheletro e debolmente basico e alto contenuto di micro e macroelementi. La semina ha seguito quella di Ovoledo e si è svolta l'11 aprile e la raccolta i primi di settembre. Qui vediamo anche che la foto satellitare, il nostro campo prova, che ringraziamo il nostro collega che ha fatto le parcelle perfettamente allineate. La conduzione della fitosanitaria è stata effettuata a carico di ERSA, in particolare dai nostri colleghi Bevilacqua, Cucit e Strazzolini. Anche qui abbiamo avuto meno problemi con la Dorifica, abbiamo effettuato solo 2 trattamenti, mentre abbiamo fatto 6 trattamenti per la peronospora. Anche qui avevamo 31 varietà, non erano esattamente le stesse nelle 2 località, con 3 repliche e 15 varietà in osservazione con una sola replica. Anche qui le temperature, anche in montagna, si sono comunque attestate su valori notevoli sopra i 30 gradi a giugno, e a luglio abbiamo avuto delle piogge
come abbiamo registrato a Voledo, che però vediamo che sono un po' più nella normalità del clima della zona. La, la raccolta della prova varietale si è svolta il 2 settembre della parte della fila centrale delle parcelle dove abbiamo fatto i rilievi. È stata procrastinata per problemi tecnici con la nostra macchina scavatuberi. Infatti era prevista attorno dopo Ferragosto, si è protata abbastanza nel tempo perché dopo il 20 agosto ha ricominciato a piovere anche in montagna. Andiamo a vedere cosa è successo invece sulla produzione commerciale. Vediamo che già la media del prodotto di prima qualità è nettamente più alta rispetto alla prova di Ovoledo e si attesta attorno ai 355 quintali ettaro. Anche qui vediamo come fra le prime varietà produttive ci sono delle varietà siglate, in particolare l'H014 che è una varietà a pasta bianca che la ditta produttrice ci ha comunicato che intende portare avanti a iscrizione. Anche qui abbiamo fra le varietà replicate la varietà Nosling che ha avuto una problematica in quanto alcune piante non sono germogliate. Noi imputiamo questa problematica probabilmente alla tipologia della varietà che ha una dormenza molto lunga e nella impossibilità di gestire anche un pregermogliamento dei tuberi da mettere in campo. Per questo motivo la media di Nosling è stata tolta dalla media del campo varietale. Morisa si conferma sempre una patata con pezzatura grossa e produce veramente tanto fiorone. Anche qui andiamo a vedere, lo scarto risulta leggermente più limitato e andiamo da una produzione, scusate, una percentuale di produzione commerciabile che va attorno al 75% nella varietà Paradiso, ma arriva all'83,4% di Country e è un 86,4% di Fidelity e un 82,4% del clone 644 1511. Anche qui, anche in montagna, appunto, abbiamo rilevato una quota importante di prodotto deforme. Come dicevo, anche se la temperatura a Cavazzo è mediamente 2 gradi minore rispetto in pianura, abbiamo raggiunto anche in montagna a giugno delle temperature che hanno probabilmente influenzato l'accrescimento dei tuberi. La media del forato è stata inferiore che a Ovoledo e si è attestata attorno al 6%. Sempre Keren ha presentato solo l'1% del prodotto forato e Cordula ha presentato il 14%, il peggiore, sembra più appetita dagli elateridi, col 14,5% di prodotto forato. Andiamo un momento adesso a vedere la sostanza secca delle due prove varietali. Qui sono riportate solo le varietà replicate nelle due prove e non quelle singole. E vediamo che fra Cavazzo e Ovoledo ci sono quasi 3 punti
percentuali di sostanza secca di differenza. Vediamo che Fidelity a Cavazzo raggiunge il 22, quasi il 23% di sostanza secca. Vanno anche molto bene la Digene e Beyoncé. Diciamo che ci aspettiamo, rientrano nei range della tipologia della patata B, C e C, questi tenori, mentre abbiamo un tenore molto più basso che raggiunge un massimo di Beyoncé con 20% a Voledo, e pagano probabilmente le condizioni meno favorevoli della prova. Qui sono riportati appunto i risultati, vedete in basso che la media di Cavazzo è stata attorno al 20% mentre Voledo 17%. Ho riportato un po' per tirare le fila l'indice di performance del prodotto di prima qualità delle varietà. Vediamo, le ho raggruppate per precocità, durata del ciclo, da precoce a tardivo, e vediamo che generalmente le patate medio-tardive hanno avuto in entrambi i campi varietali una migliore performance. Come dicevo, probabilmente il momento della tuberogenesi è stato spostato un po' più avanti e non ha risentito delle temperature e degli sbalzi termici avuti a giugno. Vediamo poi che nel confronto fra i due campi, fra le varietà commerciali, segnaliamo la varietà country che in entrambi i campi è risultata sopra la media del campo. A Voledo poi avevamo già visto ha avuto un buon risultato la 644, mentre in montagna abbiamo le varietà dei siglate che si sono comportate molto bene, fanno ben sperare. Qui ho riportato brevemente solo il peso medio dei tuberi parcella e il numero di tuberi per dare un'idea della tipologia, della forma, no, della pezzatura dei tuberi. Vedete per esempio Kerr e Melanie che hanno un peso medio-alto e un numero di tuberi spesso molto più basso, per cui tendono a compensarsi le due cose. Volevo inoltre ringraziare sentitamente i colleghi Bevilacqua, Cucite e Enrico Strazzolini, perché quest'anno la prova è stata particolarmente impegnativa e loro materialmente hanno preso in mano ogni singola patata di questa prova e senza di loro non saremmo riusciti a portarla a casa. Grazie.